Va ora in onda Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi giornata uggiosa, si è messo anche a piovere e, insomma, non è un bellissimo tempo, però nei prossimi giorni dovrebbe esserci il sole e ieri appena è spuntato ho visto anche della gente che è andata al mare, beati loro che possono, quindi temperature ancora miti qui in Liguria. Ma passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il nostro vicepresidente di Regione Liguria, Alessandro Piana. Ciao Ale, ci sei? Buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Allora, dove ti trovi in questo momento, Alessandro? Sono in Valle Impero con i tecnici di ANAS in realtà a guardare alcuni problemi riguardanti la viabilità. Sempre sul territorio, sempre nell'estremo ponente ligure, ma nei giorni scorsi tu sei stato su a Bruxelles in missione europea per Regione Liguria per quanto riguarda la pesca ligure. E tra l'altro ci sono importanti novità, ha incontrato anche la nostra Isabella Tovaglieri che si è impegnata molto anche su questo tema. Ci puoi un po' raccontare com'è andata? Direi che è andata molto bene con il nuovo commissario europeo alla pesca. Abbiamo trovato, diciamo così, un'intesa anche per riproporre le proroghe in via sperimentale alla pesca al bianchetto, che è una pesca che riguarda un numero limitato di imbarcazioni, intorno alle 60 se non erro, però che ha, diciamo così, un impatto importante dal punto di vista storico, culturale, turistico e soprattutto permette a quelle marinerie di avere, diciamo così, un reddito abbastanza importante durante il periodo invernale. E i quantitativi di pesca ovviamente sono molto limitati, però è un pesce che è stato sempre apprezzato diciamo così, nei nostri piatti, sulle nostre tavole, e quindi siccome era stato portato avanti in via sperimentale in tutti questi anni ed era stato interrotto dal precedente commissario alla pesca, noi abbiamo, diciamo così, ripreso le trattative per continuare questa pesca in via sperimentale e arrivare finalmente al risultato di poterla aprire in via definitiva per quelle imbarcazioni. Abbiamo incontrato anche l'onorevole Isabella Tovaglieri, che è sempre molto attenta alle tematiche riguardanti la pesca italiana e la pesca del Mediterraneo, che ricordiamo bene non è la pesca degli oceani del nord Europa, la pesca dei grandi pelagici, è una pesca diciamo così con delle imbarcazioni tutto sommato piccole rispetto alle marinerie d'oltreoceano, ma è una pesca che ha sempre mantenuto un certo equilibrio diciamo così naturale e soprattutto ha sempre dato un grande sostentamento ai nostri pescatori e ai nostri paesi. Quindi grazie anche all'intervento di Isabella Tovaglieri, ad esempio, è stata riprorogata la coltivazione delle vongole, cosa che l'Europa ci voleva impedire. Quindi con una votazione in maggioranza è stata mantenuta. Quindi continuare la pesca delle vongole almeno fino al 2030, grazie anche alla nostra Isabella Tovaglieri, un ottimo risultato per l'Italia, per i nostri territori, ma volevo tornare un attimino indietro ai bianchetti, ai nostri gianchetti. Io ho sempre mangiato i gianchetti, fatti con le tagliatelle fresche, eccetera, sono ottimi, sono buonissimi, speriamo veramente che questa sperimentazione vada avanti e nei piatti dei nostri ristoranti, delle nostre case qui in Liguria si possa riassaporare di nuovo un gianchetto, perché i gianchetti ci vogliono nella nostra cucina, Alessandro. Un gianchetto credo che sia veramente una colonna portante della dieta mediterranea e anche della diciamo così, della cultura enogastronomica della Liguria, perché poi noi abbiamo contribuito, credo, in maniera importante come Regione Liguria
a dettare le basi di quella che è la dieta mediterranea e della cucina italiana. Quindi di questo ne siamo consapevoli, di questo ne siamo orgogliosi e vogliamo ovviamente mantenere quelle tradizioni che hanno consentito ai nostri antenati di vivere e di farci avere il nome, di farci conoscere un po' in tutto il mondo. Quindi lo dobbiamo a loro e lo dobbiamo alle nuove generazioni. Allora, rimaniamo sempre con Alessandro Piana perché c'è una bella novità che riguarda le aree protette in Liguria. Si è avviato il programma Liguria Preziosa, dimora naturale, oltre 136.000 euro da parte della Giunta Bucci, grazie al vicepresidente Alessandro Piana. Quindi investiamo per la tutela del nostro patrimonio naturale. E finanziati interventi in 6 parchi, in quasi tutti i parchi del territorio regionale. Ecco, ci spieghi un attimino di cosa si tratta? Allora, sono interventi importanti che noi, diciamo così, destiniamo al territorio. Noi abbiamo 9 parchi regionali, un parco nazionale, che gode di finanziamenti statali, e 2 aree marine protette. Abbiamo sempre avuto, diciamo così, una gestione virtuosa per quanto riguarda le nostre aree protette, ma se poi vogliamo considerare la Liguria nel suo insieme è tutta un'area protetta, molto ben conservata e preservata nel corso degli anni. Ecco, noi vogliamo continuare su quella linea, dando ovviamente dei finanziamenti maggiori rispetto al passato, cosa che abbiamo fatto negli ultimi 10 anni alle aree protette, proprio per, diciamo così, intanto rompere un tabù di una certa sinistra che diceva che il centrodestra, soprattutto la Lega, non è per il mantenimento e il potenziamento delle aree protette. Noi abbiamo non solo mantenuto, ma anche potenziato, sia dal punto di vista dell'aumento dei territori, ma soprattutto dal punto di vista dell'emissione di denaro fresco nelle casse di questi enti che sono i nostri parchi, proprio per promuovere un turismo sostenibile, per recuperare, ripristinare e mettere in sicurezza sentieri che oggi hanno un appeal particolare per quel turismo che arriva dal nord Europa, ma anche da oltreoceano, che vede la Liguria protagonista, proprio perché vogliamo far conoscere il nostro territorio nel suo insieme. Il nostro entroterra è bellissimo, ha delle potenzialità enormi, in alcuni casi non ancora espresse, e noi vogliamo che si possa esprimere nella sua totale, diciamo così, nel suo totale potenziale. Ecco, devo dire dal punto di vista politico che ho visto ben pochi attacchi per quanto riguarda questa tematica dei parchi, della conservazione del territorio, dello sviluppo del territorio. E mi sorprende un po' perché attaccano su tutte le cose, un po' a livello, insomma, si parla del palestinese, anche qua a Genova ci sono state tante manifestazioni in tal senso, eccetera, però poi per quanto riguarda proprio la vita del territorio, anche dal punto di vista ambientale, di protezione anche della fauna e del suolo, eccetera, centro-sinistra e la sinistra in particolare tace un po', non ci sono stati attacchi. Ecco, venendo un po' nel tuo carruggio, Alessandro, perché tu hai lavorato bene senz'altro, però effettivamente poi in concreto su cosa ci possono attaccare? Ecco, te lo chiedo un po' a te che sei esperto. Lo hai detto tu adesso, Fabrizio. Loro ci hanno sempre attaccato forse in maniera pretestuosa, ma quando hanno visto che siamo noi ad amministrare, che lo facciamo bene, credo che non abbiano più, diciamo così, argomenti su cui basare le loro teorie e i loro attacchi. È per questo che vengono un po' meno gli attacchi. Non viene meno il vigore, perché poi gli dà un po' fastidio quando governiamo bene e diamo delle risposte ai territori dove magari hanno anche dei sindaci di loro espressione politica che però ci riconoscono veramente tutti questi meriti. A loro dà un po' fastidio e ci mancherebbe altro che ci attaccassero, voglio dire, a tutto c'è un limite. Benissimo, il tempo a disposizione con te è terminato, dobbiamo passare al nostro secondo ospite della mattinata, quindi ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata e ancora buon lavoro sul territorio. Ciao. Grazie Ale. a te, Fabrizio, buona giornata, buon ascolto a tutti.
Grazie ancora al nostro vicepresidente di Regione Liguria, Alessandro Piana, e passiamo al nostro secondo ospite che dovrebbe essere già in linea, è del nostro consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive, Armando Biasi. Armando, ci sei? Sentiamo se Armando è già in linea. Sì, ciao Fabrizio. Ciao Armando, dove ti trovi in questo momento? Bene, in questo momento sono appena uscito dal comune di Sanremo per andare un po' a vedere qualche amministratore del territorio. Ok, anche tu sempre sul territorio come il nostro Alessandro Piana, sempre nell'estremo ponente ligure, e però proprio ieri a Valle Crosia, al tuo comune, c'è stato un importante incontro, un importante sopralluogo. Per la prima volta qui in Liguria si sta cercando di fare un modello per la difesa del suolo. Un primo passo per comprendere come impostare in modo efficace il lavoro sul recupero del materiale fluviale. Perché in tal senso il materiale lapidio, diciamo come si chiama, le pietre sostanzialmente, i sassi, la sabbia che si prende dai fiumi per quando c'è la pulizia del fiume, crea sempre di più un problema ai sindaci, perché diciamo hanno poche risorse sinceramente. Adesso spiegaci un po' te come Regione Liguria sta intervenendo su questa situazione di cui tu ti stai occupando proficuamente. Certo, diciamo intanto buongiorno a tutti i radioascoltatori. Il nostro modo di amministrare, di noi diciamo amministratori della Lega, è sempre quello di risolvere i problemi e non lasciarli inevasi. Aveva già iniziato questo percorso precedentemente l'assessore e consigliere regionale Stefano Mai, quindi in realtà io nel mese di maggio ho completato una legge regionale che debba semplificare un problema annoso, perché i comuni che hanno la responsabilità delle manutenzioni ordinarie all'interno dei greti dei fiumi sempre di più non hanno risorse, e quindi oltre alla pulizia dei canneti o eventualmente di alberature che crescono all'interno dei corsi d'acqua, si trovano poi spesso degli accumuli di materiale che non sanno se quegli accumuli possono arrecare un problema per il deflusso delle acque, e soprattutto capire sotto il profilo anche ambientale ARPAL se poi quel materiale è idoneo a poter essere portato via. Voi immaginate che la sovrapposizione di competenze regionali, ambientali, ARPAL, mette il sindaco, i sindaci, nella condizione di una responsabilità poi nel rischio alluvionale o nel rischio di manutenzione di quello che è anche il decoro di igiene urbana, perché spesso vediamo i fiumi che sono messi in una condizione di canneti, che poi con la semplice taglio delle canne non basta, perché poi alla fine questo materiale che si andrà a che si deposita già adesso necessita di che cosa fare? Di trovare una filiera economica, quantomeno un'economia circolare, che consenta anche di poter riutilizzare questo materiale o per interesse pubblico o anche da parte di privati, che questo materiale, come nella storia dei nostri fiumi, venivano utilizzate le pietre frantumate per creare sabbia anche per gli aspetti edili, per cui l'obiettivo che la Regione si è posta, e ieri è stato fatto un primo sopralluogo in 2 fiumi che sono il Verbone e il Nervia, che in realtà sono stati scelti solo come campione per dare a tutti i comuni della Regione, a tutti i fiumi, un principio di normativa che semplifica sia l'aspetto autorizzativo, ma soprattutto la ricerca anche delle risorse che non picchino sulla schiena dei sindaci. Ecco, praticamente ieri avete cominciato a impostare proficuamente il lavoro sul corretto riutilizzo del materiale lapidio a costi pressoché zero per i nostri comuni, da quello che ho capito. Si tratta di un importante passo in avanti di questa attività di cerniera coordinamento da svolgere sul territorio, che si è riprefissato. Sì, perché ieri abbiamo unito i sindaci di questi territori insieme con i dirigenti, che ringrazio, regionali e funzionari dei comuni, per capire poi in pratico come applicare la norma, perché la legge c'è di semplificazione, adesso serve l'attuazione con quello che sono i principi di applicazione. Quindi ieri è servito per poter comprendere quali sono
i prossimi passaggi per rendere attuata una legge fondamentale e importante per la Regione Liguria, per la sua morfologia e per la sua struttura territoriale, per cui ieri devo dirti che con molta soddisfazione sia l'ingegnere Boni e i suoi collaboratori, sia i sindaci di Valle Crosia, San Biagio, Soldano, Perinaldo e Camporosso, che sono stati scelti non escludendo gli altri, perché qualcuno diceva perché gli altri no, perché serviva un perimetro geografico per determinare come agire su questo perimetro che potesse essere un'anticipazione, un modello per tutti. Quindi dobbiamo partire da un punto, abbiamo deciso insieme all'assessore Gianpedrone che coordina questo lavoro enorme, soprattutto perché ci tiene molto anche il presidente Bucci, perché essendo stato un sindaco sa le difficoltà che i sindaci hanno su una matematica molto complessa e rischiosa anche sotto il profilo amministrativo e penale. Quindi questo modello Valle Crosia, possiamo chiamarlo, sarà poi esteso di attuazione della legge, ovviamente sarà esteso su tutto il territorio di Regione Liguria. Ma io per quanto riguarda Valle Crosia, abbiamo ancora un paio di minuti a disposizione con te, devo fare un po' una domanda tra virgolette a tradimento, nel senso che a dispetto del nome Valle Crosia il tuo comune si trova sul mare e quindi adesso non so se ci sarà un referendum o com'è la situazione, ce la spieghi un attimino tu, si cambierà o si vorrebbe cambiare il nome in Valle Crosia al mare, è giusto? Allora, Armando. sicuramente mi metti in imbarazzo. Perché mi metti in imbarazzo in modo ironico? Perché io fino a un anno fa sono stato sindaco della città di Valle Crosia, che porta questo nome da sempre. Il nuovo sindaco, il sindaco Perri, gli è venuto in mente di fare un referendum per chiamarla Valle Crosia al mare. Ovviamente noi abbiamo detto di riflettere un secondo, respirare, perché se il tema era, come è emerso, perché i motori di ricerca fanno difficoltà a comprendere che Valle Crosia è una città marina, basta entrare nel sito e si vede una bellissima spiaggia, perché noi abbiamo 1 chilometro di spiaggia. Quindi se noi volessimo, come credo che sia giusto, valorizzare la marina di Valle Crosia, quindi dando forza attrattiva, credo che non sia un nome all'intera città, ma sia molto più facile investire delle somme sulla promozione della marina di Valle Crosia. Nel mio caso ho ottenuto in 7 anni di sindaco per la passeggiata a mare, ma per l'intera città, oltre 22 milioni di euro di finanziamenti, e quindi il bello chiama il bello. Quindi bisogna continuare a lavorare nel percorso di creare il bello, e quindi se la marina di Valle Crosia, collegata alla marina di Bordighera di Camporosso, deve essere identificativa, non possiamo essere presi in giro a diventare un meme a livello nazionale, perché serve cambiare il nominativo. Chiarissimo, allora il tempo a disposizione con te è scaduto, dobbiamo chiudere e passare a Milano, quindi ti auguriamo una buona giornata e un buon lavoro. Volevo sapere, qua a Genova piove, piovigina, brutto tempo, lì nell'Imperiese com'è? C'è sempre il sole, siamo baciati dal sole. Baciati sempre dal sole, beati voi nell'Imperiese, ti ringraziamo ancora Armando, sei stato molto utile. Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori. Grazie, buona giornata e buon lavoro al nostro consigliere regionale Armando Biasi, presidente della terza commissione attività produttive, e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Graffione.